Siamo con Alex Riva, l'estremo difensore dell'Electrotech, e vittoria sfumata proprio nei 9 minuti finali. È vero, è stato un peccato perché vincevamo 2-0, abbiamo preso anche un 3 pali, però il calcetto in questo caso è così e così hanno pareggiato. È stato un peccato perché ormai la vittoria era veramente molto vicina per noi. Certamente, comunque diciamo che mantenete sempre la testa della classifica, perlomeno aspettando il risultato dell'altra incomoda che è ristaccata di un punto, che è il Barerica se non sbaglio. Esatto, comunque il primato è ancora nostro, quindi per adesso rimaniamo primi aspettando lo sconto diretto di lunedì prossimo. Cosa è mancato secondo te per portare a casa questi 2 punti che vi avrebbero sicuramente proiettati, diciamo, con qualche lunghezza di più rispetto alle inseguitrici dirette? Beh, sicuramente anche un po' di fortuna, 3 pali sono sempre 3 pali, bastava andare a segnare uno e avremmo vinto, però comunque anche forse un po' di inesperienza nel momento decisivo ci ha un po' penalizzato. Sì, diciamo pure 3 pali durante tutta la partita e 2 gol fatti, forse un pizzico di sfortuna c'è stata. Effettivamente questo è il nostro rammarico per oggi, però dai, ci rifaremo alla prossima. Per quanto riguarda il tuo lavoro, tutto da routine o qualche parata in più? No, diciamo da routine, è stato parlato forse un po' più difficile del solito, però comunque nonostante la bravura degli avversari è stata comunque una partita abbastanza tirata e con il giusto lavoro secondo me. No, te l'ho chiesto perché ho sentito i tuoi compagni in panchina che ti applaudivano durante qualche intervento che hai combinato proprio nei minuti regolamentari della partita. D'altronde il portiere è fatto per questo, quindi per fortuna che è andata così, dai. Benissimo, in bocca al lupo per la prossima. Speriamo bene. Ciao. Siamo con Zampa Fabio, un altro giocatore dell'Electrotech, e un po' dispiaciuti per questi 2 punti mancati proprio nel finale. Chiaro, poi con loro è un'eterna sfida, già da anni che ce la giochiamo con loro, quindi la rivalità c'è. Comunque è stata una bella partita, penso che anche voi che l'avete vista sì, abbia meritato. Indubbiamente, ho già fatto la stessa domanda al tuo compagno di squadra, volevo sapere da te che cosa è mancato secondo te alla tua squadra per poter portare a casa questi 2 punti. Ma sicuramente un po' di fortuna perché abbiamo preso 3 pali, poi c'è da mettere anche la bravura dell'altro portiere, come Alex che ha fatto belle parate, anche l'altro portiere. Si sono distinti i portieri, dai, stasera, più che gli attaccanti. E adesso avete incontrato appunto la Tana del Lupo, la settimana prossima incontrerete il Barerica che è un'altra diretta inseguitrice, quindi diciamo che siete una svolta per quanto riguarda il vostro campionato, perlomeno il giorno di andata? Sì, diciamo di sì, poi anche col Barerica diciamo, sono sempre state belle partite, molto combattute, loro carnici, sanguigni, quindi vengono qua in pianura, diciamo così, a renderci la vita dura. Ti senti di fare un pronostico per la prossima partita? Meglio di no. Speriamo sempre che vinca l'Electrotech. Perfetto, io ti faccio in bocca al lupo, ok? Arrivederci. Luca Pettenà, un volto noto in regione per quanto riguarda il calcio a 5. Luca, in 9 minuti eravate sotto di 2 gol, poi tutto bene? Sì, diciamo che a 9 minuti dalla fine sicuramente ce la siamo visti brutta, poi abbiamo avanzato il baricentro, siamo andati un po' a pressarli, ci avevamo messo un po' di grinta in più rispetto a quanto avevamo messo fino a quel momento lì e siamo stati bravi sicuramente a riaprire la partita e poi a recuperarla. Molto bene. Per quanto riguarda appunto diciamo, i 2 tempi, io vi ho visti il primo tempo un po' sottotono, eravate forse un po' lenti nella manovra, prevedibili? Sì, è vero. Primo tempo sicuramente non abbiamo giocato bene, abbiamo meritato di andare in svantaggio anche se solo su rigore, ma anche all'inizio della ripresa non avevamo quella lucidità che ci contraddistingue solitamente. Sicuramente la rete del 2-0 e dopo il fatto di l'entrata sicuramente anche di Gigi Lanzilli che ci ha dato maggiore incisività in fase offensiva e ci ha permesso di recuperare una partita che sinceramente a un certo punto sembrava già persa. Dopo 9 minuti appunto eravate sotto di 2-0, poi avete recuperato e forse, visto che l'inizio della partita ormai si è spostato a vostro favore, ci fosse stato qualche minuto in più forse? Ma io sono convinto che se avessimo avuto qualche minuto in più, continuando come abbiamo fatto gli ultimi 10 minuti, la vincevamo. E se devo essere onesto, il risultato di parità è forse quello che rispecchia meglio l'andamento della partita per come si è sviluppata. Hanno cominciato meglio loro, abbiamo finito meglio noi.
quindi giusto un pari. Benissimo, eravate a un punto, diciamo, alla vigilia, restate un punto sempre da loro per quanto riguarda dopo questa partita. Siete in linea con i vostri programmi di inizio stagione? Ma sì, contando che la società comunque ripartiva un po' da zero, seppur proseguendo quello che era già stato fatto in precedenza, l'obiettivo era quello di ben figurare e a questo punto siamo un punto sotto, manteniamo questo distacco e poi vedremo alla fine, insomma, se loro saranno più bravi di noi meriteranno di vincere loro, se invece noi saremo bravi a recuperare questo punto, ben venga, insomma. Benissimo, ti faccio in bocca al lupo per il prossimo turno e ti ho visto bene. Sì, nonostante l'età me la cavicchio ancora, dopo gli anni vanno su per tutti. Comunque te la cavi molto bene, Luca. Complimenti ancora. Grazie, arrivederci, buonasera. Vi ricordo il risultato finale, Trotec e la Tana del Luppolo, 2 pari, dalla Bombonera è tutto e ci vediamo alla prossima.